Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi martedì 22 marzo. Il volo supersonico, del quale si era sentito il boato ieri poco dopo le 2, avvertito in tutto il Veneto, era stato pianificato e condotto nel rispetto delle regole previste. Un caccia F-2000 Eurofighter del 51esimo stormo dell'aeronautica militare di stanza a Istrana, provincia di Treviso, durante una missione di volo pianificata intorno alle ore 14 di ieri, lunedì 21 marzo, ha superato la barriera del suono all'altezza di Chioggia, generando un bang sonico a circa 14.000 metri di quota, nello spazio aereo sovrastante la parte nord del Mar Adriatico. Il volo, regolarmente autorizzato e condotto nel rispetto delle regole in vigore, rientra tra le normali attività addestrative per il mantenimento della prontezza operativa dei reparti impegnati nella difesa dello spazio aereo nazionale. L'attività è avvenuta alla quota e velocità previste in aree approssimativamente create per l'effettuazione di voli supersonici e manovre addestrative. Il boato è stato avvertito al suolo nonostante la quota elevata perché le condizioni meteorologiche di vento e temperatura dell'area hanno verosimilmente amplificato la propagazione dell'onda d'urto. L'aeronautica militare assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, con un sistema di difesa integrato fino al tempo di pace con quello degli altri paesi appartenenti alla NATO. La difesa dello spazio aereo nazionale, oltre che dal 51esimo stormo di Striana e Treviso, è garantita dal quarto stormo di Stanza Grosseto, dal 36esimo stormo di Bari, 37esimo stormo di Trapani, con velivoli Eurofighter e dal 32esimo stormo di Stanza d'Amendola Foggia con caccia F-35. Ieri in Consiglio Comunale si è discusso di decoro urbano in centro storico, tema portato dalla consigliera Alessandra Penzo, la quale ha fatto notare il degrado del centro che ormai si protrae da anni, peggiorando nel tempo. Si ravvisa quindi la necessità di un piano di arredo urbano che in città manca e che dovrebbe partire almeno dall'instaurazione della ZTL sul tratto tra San Giacomo e Vigo, che già per una parte della giornata consiste in una zona di traffico limitato. Il consigliere Montanariello ha affermato che tanti problemi sono legati al controllo del centro storico. Le telecamere vanno usate. Il rischio, ha affermato, è di incorrere nel danno erariale, sottolineando che per cercare parcheggi prima di instaurare la ZTL potrebbe essere considerato una scusa che non può reggere per sempre con la Corte dei Conti. Senza ZTL comunque non ci può essere decoro urbano. Secondo il consigliere Dolfin, la discussione di ieri era proprio incentrata sulla ZTL, capitata nei discorsi con molta frequenza, ma più volte è stato ribadito che il sindaco ha tutta l'intenzione di attivarla, mentre la precedente amministrazione, ha fatto notare Dolfin, ha pagato 70.000 euro per una catalogazione delle auto, inutile almeno fino a quando non ci saranno i parcheggi. Per i 5 anni precedenti l'amministrazione non ha considerato neppure il verde, ha affermato Dolfin, mentre questa amministrazione ha tutta intenzione di portare decoro. Basta pensare al numero di permessi erogati. Non si possono accendere le telecamere e creare di conseguenza il caos se non ci sono parcheggi. È una conseguenza. Senza parcheggi non si accende la ZTL. Ha ribattuto il consigliere Lucio Tiozzo, che vorrebbe dare un colpo di spugna alle scelte delle politiche precedenti, e ha affermato che l'arredo urbano si dovrà affrontare nel momento in cui verrà rimodulato il mercato del giovedì,
Infatti gli esercenti delle attività sede fissa ora non possono organizzare il proprio plateatico tenendo conto della presenza una volta a settimana delle bancarelle. Un mercato che comunque, quindi, secondo Tiozzo sarebbe da rimodulare, come ha sostenuto anche il suo collega Maurizio Salvagno, che ha considerato il mercato un problema atavico per vari motivi, incluso il passaggio dei mezzi di soccorso. Infatti c'è già a priori una forte conflittualità tra gli esercenti e i banchi del mercato, ma il problema dei mezzi di soccorso è un problema pesante, ha sostenuto il consigliere, ravvisando in questo proprio la necessità di rivedere il mercato stesso. L'assessore Cainazzo ha affermato che presentare dei problemi atavici chiedendo alla Giunta di muoversi per risolverli non è un giusto approccio. L'arredo urbano seguirà la rimodulazione del mercato e andrà fatto comunque a 360 gradi, a partire già dalla scelta dei colori, dalle affissioni e quant'altro. La volontà politica c'è, conclude, passando la parola al vice sindaco Tiozzo, il quale ravvisa che all'interno delle stesse categorie c'è chi vuole tutto e il contrario di tutto. Quindi per prima cosa bisogna mettere gli operatori nella condizione di poter fare delle scelte ben definite. Comunque alcune ordinanze emesse ultimamente dall'amministrazione stanno già lavorando verso il decoro urbano. La polizia locale è comunque incalzata dalla Giunta per il controllo dei plateatici, ha affermato Tiozzo, sostenendo che ci sono temi che necessitano di una rivisitazione. Il provvedimento è passato con 22 voti favorevoli, quindi all'unanimità. Per quanto riguarda la rigenerazione urbana attraverso il verde pubblico, è stato un tema presentato dal consigliere Riccardo Griguolo in un ordine del giorno che ha impegnato la Giunta a trattare il verde come una risorsa strategica. È stato chiesto di fare un censimento del verde per gestirlo al meglio, far crescere la consapevolezza dell'importanza del verde, sostenuto da un piano di rigenerazione delle aree verdi per valorizzare quelle preesistenti e crearne di nuove, promuovendo l'educazione ambientale fin dalle scuole. La consigliera Barbara Penzo lo ritiene un tema trasversale, sulla stessa linea del suo pensiero, come ha condiviso anche il consigliere Veronese, che chiede però se effettivamente ci siano i fondi per portare avanti questo programma di quest'ordine del giorno, proposto dal consigliere Griguolo. Sarebbe da insegnare già nelle scuole un'educazione ambientale, ha sostenuto Griguolo, magari con l'aiuto e la collaborazione delle associazioni, ha affermato. Sostiene Veronese che comunque un simile ordine del giorno, prima di essere discusso, necessita di conoscere la disponibilità in bilancio per poter essere messo in atto. Secondo la consigliera Alessandra Penzo ci sono già aree verdi nel territorio, ben venga se ne arriveranno altre. Si rifiuta però di votare a favore dell'ordine del giorno per l'atteggiamento che la maggioranza ha avuto nei suoi confronti. La collaborazione, ha affermato, deve nascere da entrambe le parti. La consigliera Maria Rosa Bosco Lochio voterà invece sì per accettare la sfida, in quanto il verde costa, ma la città ne ha bisogno. L'alternativa al verde sarebbe una semplice colata di cemento. Riporta alla mente la Chio anche il campetto al Buon Pastore, dato in concessione alla Chiesa per tantissimi anni, ma al momento non ancora utilizzato. Il consigliere Montanariello ha fatto partire poi una discussione sulla modalità della presentazione degli ordini del giorno, che non è necessario, ha affermato, che vengano anticipati alla maggioranza prima del Consiglio Comunale. Anche parlare di verde rientra nella sfera dell'educazione civica, come quella proposta da Barbara Penzo e cassata in partenza, ha affermato il consigliere. Mentre il consigliere Lucio Tiozzo ha affermato che il gruppo del Partito Democratico voterà a favore di quest'ordine del giorno per il bene della città, nonostante siano stati bocciati altri ordini del giorno presentati dallo stesso Partito Democratico che andavano votati a favore ma che non erano neppure stati letti. Il provvedimento è passato con 21 voti favorevoli e un voto contrario, quello di Alessandra Penzo, che, come aveva anticipato, non ha votato a favore.
Un ordine del giorno, sempre nel Consiglio Comunale di ieri, è stato proposto da Marco Veronese e ha riguardato l'isola dei Saloni. Dopo aver segnalato il degrado dell'area, si voleva impegnare l'amministrazione pubblica per riqualificarla. La consigliera Alessandro Penso ha ammesso che negli ultimi giorni alcune problematiche sono state già risolte. Le azioni che servirebbero per migliorare la zona sono minimali, afferma. La zona è bella, comunque andrebbe valorizzata. Il consigliere Nichetto Luigi ritiene che l'ordine del giorno non sia da votare. Nulla, ha affermato, è stato concordato con il comitato Saloni, registrato comunque all'Agenzia delle Entrate, anche se non ha un comitato di frazione. Non è coerente e corretta la procedura, ha affermato. Serviva un passaggio in commissione, alla presenza del comitato dei cittadini, in modo che potessero sorgere anche altre proposte. Tra l'altro, le stesse proposte erano state fatte dall'allora minoranza all'allora maggioranza, ma non erano state portate a soluzione. Sono già in atto comunque interventi programmati prima della presentazione dell'ordine del giorno, ha affermato Nichetto, il quale sostiene inoltre che la maggioranza è in contatto con SST per riorganizzare i parcheggi in tutta la città e non solamente in quelli dell'isola dei Saloni. Veronese ha affermato anche che la risposta sia stata una caduta di stile. Il documento, afferma, era stato inviato anche al comitato dell'isola dei Saloni e Nichetto doveva esserne a conoscenza. Successivo l'intervento di Lucio Tiozzo, che ha affermato che il gruppo avrebbe votato a favore dell'ordine del giorno. Si tratta di un territorio strategico, come afferma Lucio Tiozzo, l'isola dei Saloni, ora però monumento al degrado. Il consigliere Montanariello, ricordando il nome di Nordio Violante, che aveva combattuto per l'isola dei Saloni, ha ricordato i tempi in cui il quartiere era destinato a diventare un ricettacolo di tutti i problemi della città, cui sarebbe dovuto spostare anche il mercato ittico all'ingrosso. I cittadini del quartiere si sentivano cittadini di serie B. Ora gli errori del passato non vanno più commessi e il quartiere va valutato positivamente anche in vista di una futura ZTL, in quanto dal lato parcheggi si tratta di un quartiere prezioso. L'intervento della consigliere Maria Boscolocchio invitava a istituire una commissione, mentre la consigliera Alessandra Penso ribadiva che il comitato dei Saloni era perfettamente a conoscenza dell'ordine del giorno che veniva presentato, anche perché era stato pubblicato nello stesso gruppo WhatsApp dell'ordine. Di questo doveva essere a conoscenza anche il consigliere Nichetto, che faceva parte appunto del comitato, e a questo ha ribattuto il consigliere stesso, che ha detto che dal comitato aveva rilasciato le dimissioni ancora tempo addietro. Il consigliere Salvagno invece ha affermato che il sindaco in questo momento ha la grande opportunità di mettere in ordine la città e i Saloni rappresentano una valvola di sfogo per rimediare ad alcune storture. Il compito della maggioranza sarà quindi rimediare e valorizzare questa iniziativa. Per quanto riguarda invece la consigliera Barbara Penso, non ha compreso la decisione da parte della destra, della maggioranza, di non votare l'ordine del giorno. Sarebbe comunque aver dato un indirizzo a quello che doveva essere la programmazione della città. Il programma dei parcheggi è una costante e nel quartiere c'è necessità di intervenire con piccole cose, come quelle richieste, ma di grande importanza. Il consigliere Dolfin è intervenuto, seppur all'inizio non avrebbe voluto farlo, e ha ribadito che c'è una maggioranza e una minoranza per l'approvazione degli ordini del giorno, ma ci sono cose che definiscono un ordine del giorno su cui la maggioranza sta già intervenendo. L'area in questione, infatti, cade in una sfera di molteplici interessi. Si tratta di molte opportunità che le precedenti amministrazioni hanno perso. Alla fine, l'intervento del sindaco sulla presentazione degli ordini del giorno ha affermato che chiunque può portare all'attenzione del sindaco stesso un problema, senza la necessità di presentarlo in consiglio.
Quindi, sapendo già a priori che interventi bisogna effettuare, diventa inutile presentare un ordine del giorno. L'amministrazione comunale ha già una serie di interventi programmati per i quali si è già iniziato a lavorare. Per il cementificio, ha affermato, sono già stati fatti 2 incontri, ce ne saranno altri. Per i parcheggi, prima della ZTL deve essere almeno attivato il parco all'Isola dell'Unione, in modo che alcuni turisti possano parcheggiare. I bus vanno spostati a Borgo, lasciando quei posti alle vetture. Votare quest'ordine del giorno sarebbe votare qualcosa che si sta già facendo, ha concluso il sindaco. Quindi, una volta che si è votato, i voti erano stati 7 favorevoli e 13 contrari, e ha fatto sì che il provvedimento non passasse. La consigliera Alessandra Penza, al momento del voto, è uscita dall'emiciclo ritenendo assurde le motivazioni date al no. Nel Consiglio dei Ministri tenutosi nei giorni scorsi, il governo ha approvato un provvedimento volto a calmierare gli effetti della crisi ucraina, intervenendo in favore dei settori produttivi più colpiti dal caro energia. Si tratta di un decreto importante che potrà garantire sostegno concreto alle nostre imprese, ha dichiarato Federpesca. Dopo i 20 milioni che il settore ha annunciati nei giorni scorsi, il governo ha recepito le nostre richieste, prevedendo un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 e la possibilità di rinegoziare i mutui delle imprese. Strumenti concreti di cui il nostro settore aveva fortemente bisogno per far fronte a una crisi economica senza precedenti. Un risultato per il quale abbiamo silenziosamente lavorato in queste settimane e per il quale ringraziamo il sottosegretario Battistoni e il ministro Patuanelli. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 22 marzo, è la farmacia La Navicella in Viale Mediterraneo. Vi ringrazio, vi saluto e se volete passate in negozio. Ciao a tutti.